classifica di quello che è successo stamattina. Quindi il primo classificato è Christian, ok, il secondo è Arthur, dico bene? Andrea e Christian. Che succede adesso? Che si sfideranno Christian, che rimarrà qua con noi, e Andrea, ok? Chi dei due farà il punteggio più alto sarà il primo finalista. Altro scontro tra Arthur e Christian. Chi farà il punteggio più alto sarà il secondo finalista. Cosa succederà adesso? Il playoff cosa consiste? In due campioni alla cieca dovranno appoggiarsi su questo Gerdon, loro dovranno fare una degustazione, come hanno fatto stamattina, come sanno fare, e poi avremo delle domande che dovremo far fare a un paio di commensali, ma volendo ci potremmo anche mettere due commensali. Che dici? Vladimiro, vediamo. No, tranquillo, normale. Volendo, ma niente. No, dai. Mi ci metto io a fare il commensale, tanto riesco a fare anche due le cose, le gestisco. E il commensale, io spero che qualcuno mi accompagni. E la Martina No. Farà un paio di domande su un abbinamento, su un menù. Il tempo sono 12 minuti, quindi è veramente veloce, ok? Scorrerà davvero velocemente. Va bene come commensale? Benissimo, guarda, molto meglio quindi prego. I due finalisti poi avranno prove diverse, quindi cambierà la finale, ma ne parleremo dopo. Quindi rimarrà con noi Christian, gli altri saranno accompagnati fuori, da dove non sentiranno naturalmente la prova che sarà identica per tutti. Quindi vi prego di lasciarci, tornerete. No,